Noi contestualmente al deposito delle firme per appunto ripristinare un diritto leso costituzionale del lavoratore presenteremo in sede di contenzioso un ricorso alla Corte Costituzionale perché ancora una volta ristabilisca un diritto fondamentale. Non è colpa nostra, non è colpa di quelle centinaia di migliaia di cittadini che hanno firmato questi referendum, che le beghe della politica e gli scontri fra destra, centro, sinistra ha portato allo scioglimento anticipato delle Camere. La legge prevede che nell'anno precedente allo scioglimento delle Camere non si può raccogliere le firme nell'anno stesso? Bene, ma noi sapevamo che la legislatura finiva nella primavera di quest'anno, non finiva il 29 o il 27 o il 21 di dicembre dell'anno scorso. Hanno fatto il giochino delle tre carte ancora una volta ai danni dei soggetti più deboli. Confidiamo che la Corte Costituzionale con un senso di responsabilità si renda conto che non può far gravare sul diritto del cittadino di far sentire la propria voce le beghe della politica che sciolgono le Camere semplicemente perché non sono riusciti a mettersi d'accordo su come fare la legge elettorale.